Buongiorno a tutti, rieccoci qui con un nuovo video informativo e oggi parliamo di passaggi di proprietà. Abbiamo con noi l'avvocato Alessandro Borin e quindi veniamo all'argomento in questione. Sì, buongiorno. Intanto per chiederci una trascrizione di un passaggio di proprietà è necessario compilare quello che noi chiamiamo camicetta, cioè un modulo predisposto con la quale si chiede di trascrivere il passaggio di proprietà. Alla base della trascrizione del passaggio di proprietà c'è il contratto. Il contratto va portato in originale con le firme autenticate. Le firme autenticate si possono richiedere o in comune, l'ufficio anagrafe, o dal notaio. Oppure un atto che è proprio stipulato presso uno studio notarile. Certo. Il contratto originale poi va registrato all'Agenzia delle Entrate. Se avviene l'autentica dal notaio, ovviamente sarà il notaio che si preoccuperà di registrare l'atto. Se invece si va in comune, ovviamente bisogna preoccuparsi di registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate. Quindi c'è questo passaggio, diciamo, obbligato. Sì. E a questo contratto va allegato la dichiarazione di porto d'attracco, con l'uso conseguente che se ne fa dell'imbarcazione, trasporto merci, trasporto persone, la visura camerale o l'autocertificazione di essere iscritti alla Camera di Commercio, il bollettino da 54 euro per spese istruttorie e 2 marche da bollo da 16 euro. Una marca verrà applicata sulla domanda e l'altra marca verrà applicata al rilascio della licenza di navigazione. Ecco, mi sembra che sia tutto, almeno le cose principali. Certo, abbiamo fatto un excursus un po' sui vari passaggi, appunto giochiamo sul termine dei passaggi di proprietà delle unità nautiche. Per oggi è tutto, al prossimo appuntamento con questi video informativi.